non sono favorevole, tranne un caso eccezionale come è quello attuale al quale ho dovuto adattarmi, non sono favorevole a larghe intese. Io sono favorevole a un bipolarismo, possibilmente un bipartitismo in cui uno vince e governa e uno perde e fa l'opposizione. Per carità, la legge elettorale fa schifo, quella attuale, si può cambiare, ma non è questo il problema. Io credo che dopo le larghe intese, se il governo dovesse cadere, si dovrebbero fare le intese strette, e cioè si dovrebbe tornare alle elezioni. In caso appunto di elezioni c'è Dario Todici, un Verona, che ha lanciato questa proposta di fare delle primarie per il centrodestra. Lei come la vede? A me questa storia delle primarie mi ha veramente rotto. Ora, le primarie si fanno in un solo paese in tutto il pianeta. C'è un solo paese che fa le primarie, si chiama Stati Uniti d'America, i tanto vituperati Stati Uniti d'America, dove le primarie peraltro sono regolate per legge. Uno sa che se si vuole candidare a una qualsiasi carica deve passare per le primarie, deve seguire alcune procedure di legge, c'è una concezione totalmente diversa. In Italia le primarie sono state adottate dal centro-sinistra, con un successo iniziale notevole, ma hanno portato a una tragedia finale. Primo, si sono eletti, nonostante le primarie, parlamentari che il giorno dopo come attività impallinavano i loro candidati alle cariche istituzionali. Secondo, ne è venuta fuori una rappresentanza che francamente, e alla fine il PD, la sinistra, con le primarie è riuscita a non vincere delle elezioni che chiunque avrebbe dato per scontato nelle loro mani. Allora piantiamola con sto mito delle primarie. È possibile che in Italia si debba trovare un mito sempre? Mettiamo i candidati, uno li vota, se sono candidati che fanno schifo prendono meno voti, e se sono candidati che piacciono prendono più voti. Ma chi candida il centrodestra alle prossime elezioni? Questo glielo dico quando ci sono le elezioni, mi dicano quando ci sono le elezioni e allora sapremo rispondere.